Ecco, Dina Borisova e Luca Banderi continuano ad eseguire Strauss. Si tratta di una raccolta, un piccolo ciclo intitolato Blumenmädchen, fanciulle fiore. Ovviamente avete già immaginato il secondo atto del Parsifal, ma in realtà queste Blumenmädchen non sono delle meravigliose odalische che devono irretire qualche guerriero, ma sono in realtà i fiori che vanno a rappresentare una psicologia, un carattere appunto tipicamente femminile. Abbiamo scelto 3 e appunto il primo sono i Kornblumen, sono i fiordalisi, questi fiori azzurri che nascono appunto in mezzo ai campi e che hanno una natura dolce, che ascoltano, che consolano, non hanno una personalità forte e quindi sono qualcosa che dà sollievo forse nel momento delle preoccupazioni. Al contrario invece di Mohnblumen, che sono invece i papaveri, sono questi fiori rossi che invece non danno retta a nessuno, fanno solo di testa loro, hanno questa personalità frizzante che non riescono mai a contenere e quindi sono in qualche maniera proprio l'esatto opposto. Il terzo fiore in qualche maniera in realtà è l'edera, che appunto è una pianta in qualche maniera un po' malinconica, un po' che sta nell'ombra e che fiorisce una volta sola nella vita.